Allora, ragazze, siete pronte? Bene. Allora, io chiederei un grandissimo applauso. So che molto spesso il pubblico dice brava, brave, anche se le ragazze non fanno nulla, perché effettivamente il fatto di essere in costume da bagno implica una certa bravura, quindi direi applausi che dovranno continuare per l'uscita di tutte le nostre ragazze. Prego, entrate, costume da bagno. Qualcuno deve dire brava però, no? Brava? Ah, ecco, così va bene. Effettivamente sono brave. Anche se qualcuno avrà alti aggettivi, vedo qualcuno che ha già detto ammazza, della giuria poi tra l'altro. Bene ragazzi, siete bellissime, non avevamo alcun dubbio. Adesso ricordo il criterio, no, non è il viso in questo caso, vero? Andiamo avanti, il criterio è il fisico, il viso era un'altra cosa. Quindi attenzione, criterio il fisico. Concentratevi giuria, siete pronti? Bene. Allora, cominciamo con la numero 20. Grazie alla numero 22. La numero 23.
perché questa era l'ultima votazione. Mi chiamavo in causa, avete sofferto, io vedo qualcuno che ha uno sguardo veramente, come dire, ho dato tutto me stesso, soprattutto il signore Dalla Pozza. È il suo compleanno, quindi è un compleanno bellissimo, direi. Bene, allora io ringrazio gli sponsor, mentre invito Rixi Duo a prendere posto sul palco, perché adesso dopo le miss, quindi dopo la bellezza, ritorniamo ad occuparci di un po' di musica. Grazie alla confraternita della Corniola Cornedese Deco, l'agenzia Vittoria Assicurazione di Corneto Vicentino Schio, l'agenzia Vigolo Luigino di Corneto, media partner Valiland Radio e il Filo Vicentino. Grazie agli sponsor nazionali di Miss Blue Mare 2016, Inco Benessere Bellezza, MSC Crociere, Happy Experience, Fomec di Castelgomberto, Ilaria Mendi Gioielli, Euro New Pack Imballaggi, Atelier De Anna Biagi, Design My Cover, Profumi De Fenis, Media Partner il settimanale Ora. Organizzazione nazionale a cura di Studio Immagine, agenzia di comunicazione di Tiene, Pacciamama, agenzia viaggi. Un ringraziamento particolare a Umberto Dall'Alba, collaboratore commerciale nazionale di Miss Blue Mare. Allora, ultime interviste di rito e poi chiameremo nuovamente le ragazze perché vogliamo scoprire chi è la Miss eletta. Chiamiamo nuovamente sul palco il sindaco Martino Montagna e il presidente della confraternita Corniola Deco, signor Germano Fontebasso. Un applauso anche per loro. Vediamo se si sono portati dietro un altro metro di Corniola. No, vabbè, pazienza. Signori, buonasera. Allora, vi vogliamo nuovamente sul palco, innanzitutto sindaco, per chiederti come amministrazione qualche accenno su questa festa straordinaria. Sì, grazie Adelina. Allora, questa, come avevo detto, è la seconda festa nazionale della Corniola. Tanti mi hanno chiesto ma come mai nazionale? Siete esagerati. In realtà è perché è l'unica festa nazionale dedicata a questo frutto, che è un frutto antico, è un frutto un po' dimenticato, ma che però ci sta dando tantissime soddisfazioni, perché ci stiamo accorgendo che non solo sta centrando tutta l'attenzione dei nostri concittadini, quindi corneresi si stanno impossessando di quello che è proprio il simbolo, il nostro simbolo, ma anche vediamo che da fuori provincia, ma anche da fuori regione c'è questo grande interesse, e in queste 3 serate, anzi 4 con il giovedì sera, abbiamo avuto qui ospiti anche da città lontane, come per esempio abbiamo avuto ospiti da Padova, ma abbiamo avuto anche qualcuno da Brescia, da Trento, quindi vuol dire che c'è veramente grande interesse, e la seconda edizione contiamo di migliorare sempre di più. Bene, ma come mai avete richiesto le Miss? Bene, le Miss perché rappresentano la bellezza, rappresentano anche la salute, perché sono tutte ragazze veramente di grande salute, e la nostra Corniola ha veramente delle proprietà salutistiche molto importanti. Ecco, sindaco, io scusi, mentre lei parla, adesso le do del lei perché sono in veste anche ufficiale come presentatrice. Mentre lei stava facendo la parte ovviamente istituzionale, il sindaco deve anche avere una certa serietà. C'era la giuria che avrebbe dato un'altra risposta quando io ho detto ma perché avete chiamato le Miss? E quindi io direi vi abbiamo già individuati. Bene, grazie. Ma siete tutti così qui a Corneto, voglio dire? Sì, questo è proprio l'effetto della Corniola, mangiare tanta Corniola fa molto bene. E allora io direi evviva la Corniola! Adesso vengo con lei. Grazie sindaco. Bene, io sono ancora più felice del sindaco perché abbiamo dedicato parecchi mesi per organizzare una cosa del genere. Io ringrazio anche l'amico di Studio Immagine perché è veramente un ragazzo che ci ha dato una mano su questa realizzazione. Ci ha invitato così un giorno di Miss Corniola e l'abbiamo subito presa a giorno. Vedo che voi siete molto interessati,
speriamo che vi interessate anche della nostra cornea, la cornedese, e sottolineo cornedese perché come il nostro frutto qua non c'è in nessun'altra parte d'Italia, e questo sarà confermato dai veri produttori che da anni che producono la cornea, che producono marmellate, sia birre e via dicendo. Ecco, grazie Presidente, specificava non solamente quel nettare, quella grappa buonissima che mi avete fatto provare, però c'è anche la birra, ci sono anche dei dolci. Ci sono le marmellate, ci sono le mostarde, la mostarda alla corniola, la birra, e quindi le marmellate vuol dire anche 1000 dolci, ci sono i gelati, i cioccolatini ripieni, quindi veramente stiamo notando che i pasticceri, pizzaioli e anche insomma, tutti gli artigiani del gusto si stanno sbizzarrendo, perché veramente questo è un frutto che si può usare in 1000 modi, anche come salsa per i bolliti. Ah, che meraviglia, ne vorrei una tonnellata allora, grazie, ritornerò. Sindaco, Presidente, buonasera. Allora io non so se i signori devono rimanere qui sul palco perché tra un po' c'è la premiazione, ma potete anche scendere, riposatevi pure, grazie davvero. E adesso chiamo Luca Dalmaso, direttore generale di Miss Blue Mare, e Umberto Dall'Alba, sviluppo commerciale nazionale del concorso. Foto di rito, adesso Luca, grazie naturalmente per avermi chiamato a presentare questa selezione straordinaria. Facciamo un sorriso, allora chiediamo anche a Umberto di avvicinarsi, facciamo una piccola foto di rito, mentre Luca preparati a parlarci di qualche cosa adesso. Innanzitutto volevo ringraziare te, Adelina, che hai condotto precisamente questa serata. Sapete che Adelina, insieme a Gianni Di Carusi, altro speaker di Valle, ha detto questa realtà bellissima che ci ha accompagnato per tutta l'estate. Bene, il mio compito è questa sera di presentare Miss Blue Mare. Cos'è Miss Blue Mare? È un concorso di bellezza nazionale. Questa sera siamo qui in veste di organizzatori di tappa del Veneto, ma sappiate che durante questa sera ci sono altre 7 tappe in giro per l'Italia. Abbiamo coperto 18 regioni su 20 in tutta Italia. E la prossima settimana ci sarà a Grigiano di Zocco, durante la sera del Soco, la finale per la regione Veneto. Da questa finale passeranno le prime 4 concorrenti, di cui almeno 2 minorenni. Perché almeno 2 minorenni? Perché durante la finale nazionale dedicheremo una fascia Miss Blue Mare Teenager, dedicata alla più bella di tutte le nostre minorenni. Partiremo con una crociera da sogno su MSC Poesia, dal 23 ottobre al 30, toccheremo i porti di Genova, Napoli, Messina, Malta, navigheremo un giorno, arriveremo a Palma di Maiorca, Barcellona, Marsiglia e poi ritorneremo a Genova. Durante questa stupenda crociera ci saranno le 60 finaliste provenienti da tutta Italia che si sfideranno sul portamento, sul fisico, sull'affabilità, e saranno giudicati da una giuria tecnica composta da artisti, personaggi del mondo della TV e dello spettacolo. Mi permetto di dire che la prossima settimana saranno ufficializzati tutti gli artisti, tutto il cast artisti che seguirà la finale nazionale, e ci saranno dei bei nomi, per cui collegatevi sul sito www.missbluemare.com. Nella prossima settimana saranno online tutti questi personaggi che accompagneranno le 60 ragazze. Volevo passare la parola, faccio io Adelina, che tu hai già fatto anche troppo per questa sera, al mio collaboratore Umberto che è un esperto di moda, da quest'anno collabora con noi e ci ha dato una mano veramente importante, perché per mezzo di Umberto siamo riusciti ad avere un partner molto interessante che è il giornale Ora. È un giornale di gossip che assieme ad altre riviste a livello nazionale ci supporta in una comunicazione a livello nazionale. Però volevo che spendessi tu 2 parole in merito a questo. Grazie mille. Grazie Luca, buonasera a tutti. Io sono consulente ambito moda, spettacolo e musica, ho lavorato per i migliori concorsi di bellezza nazionali e internazionali e da quest'anno
sono tornato a lavorare in esclusiva per Miss Brumane, perché è il miglior concorso che c'è in Italia. Non lo dico io, lo dicono i numeri. Noi abbiamo fatto l'anno scorso più di 200 tappe, abbiamo avuto più di 1500 concorrenti e abbiamo coperto un pubblico di più di 350.000 persone. In più siamo l'unico concorso che regala la crociera per quanto ai finalisti nazionali. Vi parlo di Ora, che è un settimanale nazionale. Abbiamo raggiunto l'accordo a Milano con loro e con altri 3 giornali che sono Feeling Good, Beauty Plan e Nail Expert, e loro ci seguono appunto come media partner. Dopodiché, oltre a questo, grazie alla ditta di Bergamo che è Design My Cover, abbiamo deciso di creare la cover del concorso che viene regalata ad ogni vincitrice di tappa in tutta Italia e che sarà protagonista anche durante la finale nazionale. In più la cover è militante sul sito del concorso. Ok, grazie. Grazie mille Umberto. Allora, signori, il momento è molto atteso. Quindi entrino le miss. Prego ragazze, gli applausi però ci vogliono sempre, mi raccomando, per queste nostre bellezze che nel frattempo hanno mantenuto il costume con le quali li abbiamo viste sfilare nell'ultima sfilata, quindi il costume da bagno, e con il costume da bagno l'unico vestito che avranno in più sarà la fascia che vinceranno. E adesso vediamo un pochino. Fanny, ti chiedo un po' di aiuto. Bene, allora andiamo subito con la quinta classificata, la fascia Miss Valiland Web Radio, Premier Partner la Web Radio Valiland, e naturalmente c'è Fanny che premia per noi. Vi voglio ricordare Valiland Radio, questa nuova realtà è una web radio che potete ascoltare con il telefonino, con il computer, non è in FM e se volete mi ascolterete anche domani pomeriggio dalle 15. Comunque c'è buona musica, se volete collegarvi anche adesso scaricate la nostra applicazione. Quinta classificata Maria Busellato, numero 28. Corniola 2016, Premier Partner la confraternita della Corniola Cornedese. La numero 3, pardon, scusate, la terza classificata è la numero 26, Irene Pandam. Molto bene, grazie. Stiamo arrivando verso il podio, siamo alla seconda classificata che si aggiudica la fascia di Miss Corniola 2016, Premier Partner Vittorio Assicurazioni, agenzia di Corredo Vicentino e Schio, Premier titolare Giovanni Coronin. Seconda classificata numero 21, Giorgio Mattiello.
E adesso è il momento clou, perché stiamo per premiare prima classificata Miss Corniola numero 1, quindi la vincitrice è la numero 31, Claudia Piana. Io volevo ricordare la prima classificata Claudia Piana, la seconda Giorgia Mattiello, la terza Irene Bassani, la quarta Benedetta Rivellari, la quinta Maria Fusellato. E con queste bellezze, sindaco, prego. Allora, siccome Adelina Curlini, che è stata veramente bravissima questa sera, per noi è un grande onore averti qua, ha cominciato ad apprezzare la Corniola e allora c'è per te un piccolo kit con tanti prodotti, c'è lo sciroppo, c'è la marmellata e la mostarda. Beh, io devo dire, questa è una cosa meravigliosa, non me l'aspettavo, vado subito nel backstage a provare tutto. Anche perché la Corniola mantiene giovani, grazie. Grazie sindaco, grazie a tutti, siete stati un pubblico meraviglioso, grazie di cuore a Adelina Putin, grazie a queste bellezze e naturalmente in bocca al lupo perché siete tutte bellissime, veramente.